Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, le voci illuminate che hanno esternato sull'evento senza paura della Lega e del Movimento dei Patrioti Europei, ricordiamo sabato dalle ore 15 in Piazza Duomo, c'è stato il Partito Democratico di Milano che ha chiesto sì che simplicita che fosse impedito l'evento, perché era loro a quell'aggettivo democratico ci tengono. Ci sono stati i centri sociali milanesi che si sono aggregati al PD che improvvisamente li aveva scavalcati a sinistra dicendo accerchieremo Piazza Duomo. E la ultima, ma solo in ordine di tempo ci mancherebbe, voce che entra nel dibattito è quella del partito islamico. Sì, esiste, esattamente, si chiama Muro 27, Musulmani per Roma 2027, perché è un gruppo di persone che ha intenzione di candidarsi a governare la capitale d'Italia. Non so se in base alla Sharia o meno, ma se fossero, diciamo, fedeli alla lettera dei loro intenti, immagino di sì, ma poco importa in questo momento. Importa il post che questo partito islamico ha rilasciato sui suoi social chiedendo un TSO per Salvini & Co. Quindi mostrando, come dire, di avere proprio nel dialogo, nel riconoscimento dell'altro il loro valore fondante, attaccando frontalmente quella che è la libera manifestazione di liberi gruppi politici italiani ed europei. Testo imperdibile del partito islamico. Come i cavoli a merenda, la Lega scende in piazza contro l'islamizzazione. Non è esattamente contro i cavoli a merenda, l'islamizzazione è lievemente un fenomeno che connota lievemente la contemporaneità. Ci ha scritto un capolavoro, uno dei più grandi scrittori viventi, Michel Houellebecq, Sottomissione, e probabilmente la parola non credo suonerà male agli amici del partito islamico. Di quello parla, dell'islamizzazione, ma ne parlano le cronache quotidiane delle nostre città, non solo ormai dei, diciamo, sobborghi delle metropoli europei, ma anche delle nostre città, anche dei medi centri di provincia, dove interi quartieri stanno cambiando volto e antropologia, scivolando verso un'islamizzazione latente, capillare, di fatto. E è un allarme che hanno lanciato i servizi segreti francesi della Francia di Macron, cioè non dei bavosi sovranisti impresentabili, che hanno ricordato la strategia dichiarata dai fratelli musulmani, cioè la penetrazione tramite diffusione capillare nelle società europee per cambiarne il volto, no? Col ventre delle nostre donne, non con le armi. Quindi non è come i cavoli a merenda, è un fenomeno chiave della contemporaneità. Voi, cari amici, tiferete a favore, immagino, chiamandovi partito islamico, noi ovviamente no, ma non puoi negarlo questo fenomeno. Poi dico, hanno perso Vannacci, sì, ma chi vi parla vi dice che me ne sono fatto una ragione nel giro di una frazione di secondo, anzi meglio così, obiettivamente. Orban ha perso, sì certo, Orban ha perso dopo 16 anni di governo, ha vinto un altro esponente della destra ungherese che non crediamo tifi per l'islamizzazione dell'Ungheria. Sono evidentemente alla frutta, dicono questi di Muro 27 che si candidano a governare Roma. Dopodiché aggiungono: Trump attacca il Papa. Sì, e tra l'altro Salvini anche oggi ha criticato espressamente le intemerate di Trump, obiettivamente un po' fuori controllo a proposito del capo della Chiesa Cattolica, quindi non si capisce cosa c'entri il riferimento successivo per cui Salvini vuole chiudere le moschee. Cioè Trump attacca il Papa, Salvini vuole chiudere le moschee. Non c'è un nesso, una logica, cioè una sorta di putpurri ideologico-religioso delirante. Salvini e la Lega, ci risulta, non vogliono chiudere le moschee, vogliono chiudere tutti i centri abusivi o le moschee abusive dove non si esercita la legittima e costituzionale libertà di culto, ma spesso si diffondono parole d'ordine pericolosamente vicino all'universo del fondamentalismo, della violenza esplicita, del fiancheggiamento di gruppi terroristi mondiali. Anche questa è cronaca, non è un'invenzione di Radio Libertà. Chicca finale del partito islamico: per certificare il loro delirio hanno
hanno riesumato la bandiera crociata. Non sappiamo cosa si riferiscono sulla bandiera crociata. Noi vediamo su parte del materiale che riguarda l'evento, per esempio lo spadone di Alberto da Giussano, che vorremmo informare quelli del Partito Islamico, rievoca la battaglia tra i comuni associati nella Lega Lombarda e il Barbarossa. Quindi le crociate non c'entrano una beata cippa, ma stiamo già entrando nel merito. Il putpurri invece delirante che vi abbiamo riassunto da parte di chi, ve lo ricordiamo, all'atto della fondazione, perché questo gruppo di Muro 27 dichiarò come proprio obiettivo quello di promuovere idee e proposte di utilità collettiva coerenti con la nostra appartenenza religiosa. Cosa vuol dire obiettivi coerenti con la nostra appartenenza? Prenderlo alla lettera vuol dire l'instaurazione della Sharia a Roma e in Italia, la supremazia della legge islamica sulla legge civile laica della Repubblica. A quale visione di Islam guardano? Che posizione hanno rispetto, per dirne una, al regime totalitario islamista degli Ayatollah? Cioè, queste sono le domande che andrebbero fatte. In ogni caso, dato la qualità della loro esternazione, noi ci sentiamo di chiedere in totale buona fede e senza malizia un TSO per gli amici del Partito Islamico. Grazie a tutti, a domattina.